Presidente Mangiacavallo, il Consiglio di amministrazione del CUPA si è riunito per decidere sullo statuto della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura. Cosa avete deciso? Noi abbiamo ricevuto venerdì scorso da parte del Sindaco di Agrigento lo schema di statuto approvato dalla Giunta Municipale di Agrigento per gli atti conseguenziali che noi dovremo adottare, perché siamo chiamati a far parte come soci fondatori della fondazione che dovrà gestire Capitale Italiana della Cultura. A fronte dei ritardi che si sono registrati in precedenza, noi abbiamo nella stessa giornata di venerdì convocato il Consiglio di amministrazione per l'esame di questo schema di statuto. Abbiamo proceduto con un esame dettagliato di ogni articolo dello statuto e abbiamo ritenuto fondamentale emendare alcuni punti, alcuni articoli che riteniamo di importanza vitale per la gestione trasparente e giuridicamente sostenibile delle attività di Agrigento 2025. Daremo comunicazione agli enti interessati, in maniera particolare al Comune di Agrigento, nella speranza che le modifiche che noi abbiamo proposto, le modifiche che abbiamo apportato, possono essere recepite dagli altri enti che sono chiamati legittimamente, come ad esempio il Comune di Lampedusa, il Comune di Agrigento e il Consorzio Universitario, a far parte della Fondazione. Cosa avete emendato in particolare? Quali sono i punti che secondo voi andrebbero migliorati o modificati? Ma la prima cosa che noi abbiamo ritenuto di dover modificare è l'articolo 8, quella che individua i soci fondatori della Fondazione. Facciamo riferimento alla pagina 48 del dossier di candidatura che prevede in maniera chiara ed inequivocabile quelli che dovranno essere i soci della Fondazione, ed è scritto che saranno soci della Fondazione il Comune di Agrigento, il Comune di Lampedusa e il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento. Riscontriamo nella bozza di statuto approvata dalla Giunta che compare anche un'associazione privata, l'associazione Meno, che non è minimamente contemplata né direttamente né indirettamente fra quelli che dovranno essere i soci fondatori. In primo luogo non si ravvisa la necessità di un ente privato che possa entrare a far parte dei soci fondatori. Inoltre, dal momento che autorevoli enti pubblici e privati che hanno collaborato disinteressatamente alla preparazione, alla gestione della prima fase della candidatura non compaiono fra i soci fondatori, mi sembrerebbe proprio lesivo della dignità, della credibilità e del ruolo rivestito da questi importanti enti se dovesse entrare un'associazione che ha svolto un'attività remunerata, cioè quella di mettere insieme i progetti che il gruppo di lavoro ha raccolto in 2 anni di attività e redigere un progetto che è stato presentato il 13 settembre 2022. Quindi l'associazione Meno ha svolto questa attività a seguito comunque di un avviso pubblico, è stata remunerata e a mio avviso, qualora volesse entrare a far parte della Fondazione come socio ordinario, potrebbe farlo, ma non riteniamo che debba far parte dei soci fondatori. Non solo, c'è un altro capoverso dell'articolo 8 molto delicato, quello relativo alla possibilità che i soci fondatori possano ricevere incarichi per servizi e attività di vario genere dalla Fondazione. Ed è scritto testualmente che in particolare l'associazione Meno per il triennio iniziale della Fondazione sarà chiamata, no potrebbe, quindi con tono perentorio, sarà chiamata a gestire il coordinamento delle attività culturali, delle attività legate a Capitale della Cultura, dovendo individuare anche 2 figure di fondamentale importanza, il project manager e l'executive manager, specificando, anche se non è scritto nome e cognome, chi sono i 2 personaggi sui quali io non ho evidentemente nulla da ridire sul piano professionale che dovranno ricoprire questi ruoli. Al di là della importanza giuridica di seguire le leggi dello Stato in fatto di incarichi, commesse, affidamenti e così via, c'è una legge sui contratti che va categoricamente rispettata. Al di là di questo aspetto che è importante, ce n'è un altro non meno importante, quello della trasparenza, della credibilità di un ente che si affaccia al mondo.
non possiamo permetterci di partire con il piede sbagliato, cioè affidando d'imperio senza alcuna selezione ad un ente privato credibile senza alcun dubbio incarichi di così grande importanza e la gestione di decine e decine di milioni in questo triennio. Si fa un avviso pubblico, si fa una selezione, chi vuole partecipare partecipa, chi è più titolato, chi ha i numeri per vincere queste selezioni si aggiudica evidentemente questi ruoli e queste funzioni. Un'altra modifica sostanziale che abbiamo apportato è quella della costituzione del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione prevede 9 componenti nella stesura approvata dalla Giunta Municipale di Agrigento. Noi riteniamo che sia un organismo particolarmente pletorico con 9 persone, per cui anche se evidentemente risulta ancora molto numeroso, abbiamo portato da 9 a 7 i componenti del Consiglio di amministrazione, che dovrebbero essere così ripartiti: 3 nominati dal sindaco di Agrigento, 1 dal comune di Lampedusa, che è un altro socio fondatore, 1 dal consorzio universitario, altro socio fondatore. Poi riteniamo che sia fondamentale assicurare in Consiglio di amministrazione una rappresentanza di tutti i sindaci che hanno aderito e altri che aderiranno a Capitale della Cultura 2025. I sindaci sono i protagonisti non solo della gestione territoriale, ma anche delle proposte che sono state formulate, di quel ruolo importante, fondamentale, che potranno e dovranno rivestire nella fase realizzativa del 2025. Per cui una rappresentanza dei sindaci ritengo che sia doverosa all'interno del Consiglio di amministrazione, così come riteniamo che una rappresentanza debba essere assicurata all'assemblea dei soci, che saranno quelli che possibilmente sosterranno in maniera più forte rispetto agli enti pubblici l'impegno economico, e potrebbe essere un ulteriore significativo stimolo per quanti vorranno partecipare come soci ordinari, come soci sostenitori, la certezza che possano essere rappresentati nel livello decisionale e gestionale che è il Consiglio di amministrazione. Queste sono le modifiche sostanziali che noi molto sommessamente proponiamo alla Giunta Municipale di Agrigento e agli altri enti che sono chiamati ad esaminare e ad approvare questo statuto, che diventa fondamentale. Devo essere sincero, se avessimo voluto applicare quello che è il nostro orientamento avremmo dovuto completamente cambiare questo statuto, ma già il ritardo accumulato di 4 mesi e mezzo si sarebbe notevolmente dilatato, sarebbe notevolmente aumentato, perché sarebbe stato auspicabile, così come più volte io ho richiesto anche ufficialmente con lettere inviate al sindaco, sarebbe stato opportuno riunire gli attori di questa grande, importante, fondamentale scena di Capitale italiana della cultura e concordare uno schema di statuto che andasse bene a tutti, non solo che risultasse dall'apporto delle varie componenti che avrebbero potuto fornire indicazioni non solo giuridiche ma anche operative importanti. È inutile piangere sul latte versato, dobbiamo cercare di fare quanto più in fretta è possibile, perché l'unico interesse che sul piano personale e come Presidente dell'ente abbiamo è quello di passare immediatamente alla fase operativa, ma nella migliore delle maniere. Agrigento non può permettersi di sbagliare. Non può essere vanificato un intenso lavoro che, mi sia consentito, in maniera particolare il sottoscritto ha condotto per ottenere questo risultato. È una opportunità storica per Agrigento, non possiamo e non dobbiamo sbagliare. Per cui questo statuto, che oggi io definirei più una carta di affidamento, un accordo fra le parti, mi auguro che questo statuto possa diventare veramente la base su cui edificare una intensa, qualificata, trasparente attività, perché Agrigento, il popolo di Agrigento e tutta la provincia merita questa occasione, che non è soltanto di crescita culturale, ma ripetiamolo per l'ennesima volta fino al tedio, è una opportunità di crescita economica, occupazionale, imprenditoriale e sotto molti altri aspetti. E se andiamo a vedere i dati che sono stati comunicati oggi relativamente a Brescia e Bergamo, Capitale della Cultura per il 2023, ci sarebbe veramente da attivarsi giorno
e notte per riuscire a presentare Agrigento nella maniera migliore nel 2025. Bergamo e Brescia hanno ottenuto il 48% dell'aumento delle presenze in queste due città in occasione di Capitale della Cultura e un aumento del 52% dei pernottamenti, oltre all'indotto che evidentemente questa manifestazione comporta. Quindi riflettiamo, coloro i quali hanno o coloro i quali abbiamo compiti di responsabilità, sediamoci ad un torno a tavolo immediatamente, anche domani, per chiarirci le idee, per metterci d'accordo non su affidamenti o sulla individuazione delle cariche, ma per vedere operativamente di sbracciarci, di rimboccarci le maniche e ritornare a lavorare con quella alacrità, con quell'entusiasmo, con quella passione, con quella voglia e con quella competenza che hanno caratterizzato la prima fase della candidatura.